Una notizia troppo grande. Non parla il microfono, dirigente scolastico del liceo Duca d'Aosta di Via del Santo a Padova, perché di parole non ne trova, confessa. Qui martedì Anna è entrata in classe, i suoi 14 anni, i suoi pensieri. Poco dopo l'inizio delle lezioni qui si è sentita male, soccorsa dai compagni e poi dagli insegnanti. Anna è volata via come le farfalle soffiate da questa bambina disegnata su uno dei muri della scuola che aveva scelto di frequentare dopo una lotta durata un giorno e mezzo. Non si era più ripresa dai 3 arresti cardiaci ed è morta nel reparto di terapia intensiva del centro Gallucci dell'azienda ospedaliera, assistita dal padre, agente della polizia locale di Padova, e dalla mamma. Un dolore immenso per 2 genitori e una comunità sconvolta. I genitori hanno donato gli organi della loro figlia perché la morte abbia un senso e adesso aspettano di sapere un perché dai risultati dell'autopsia. Un dolore immenso anche per i compagni di classe di Anna che sul suo banco hanno posato dei fiori. Un lutto da condividere ed elaborare. Per questo è già iniziata un'attività di sostegno per i ragazzi, gli insegnanti e per le famiglie coinvolte che si protrarrà per tutto l'anno scolastico. Una piccola vita dai 1000 interessi, quella di Anna, che suonava il flauto nell'orchestra dei Pollicini del Conservatorio di Padova. E proprio a lei sarà dedicato il concerto di carnevale dei sabati del Conservatorio, in programma sabato alle 18 al Pollini. Un concerto in maschera, vuole la tradizione, ma gli amici musicisti di Anna, per renderle omaggio, indosseranno vestiti neri.